Salve, siamo qui con due campioni veneti, trevigiani, Mirko Miotto e Mirko con la K Pavan. Si stanno preparando per la Dakar che si svolgerà dal 6 al 17 gennaio 2019 in Perù. Partiamo da Mirko, il veterano, con un palmarès incredibile che ci vorrebbero 10 minuti di intervista solo per dire il palmarès. Ci interessa però più l'aspetto umano, Mirko. Raccontaci un po' cos'è mentalmente, fisicamente, emotivamente affrontare la madre di tutte le corse, diciamo, si può definire così? Sì, si può definire così, perché per uno che fa fuoristrada il massimo, proprio la massima aspirazione è proprio quella di un giorno di poter fare la Dakar, perché per quanto tutti i rally sono belli in Italia e anche in Europa e in Africa, io ne ho di tanti, però la Dakar è il massimo dei massimi, come per un calciatore andare in nazionale e fare i mondiali. Fare i mondiali. Questo è Poi l'aspetto umano, lì conosci tutti, conosci un sacco di gente da tutto il mondo ed è una cosa incredibile anche passare questi paesi, questi villaggi, sia quando l'ho fatta in Africa che adesso in Sud America, è una cosa che devi vivere di persona, insomma. Diciamo, come si affronta questo con l'idea di vincere, di arrivare? Qual è lo spirito che ti anima e che vi anima tutti? Immagino che vogliate vincere tutti quanti. Chiaro, noi siamo un team che non possiamo aspirare alla vittoria perché non siamo un team ufficiale come le squadre che praticamente hanno dietro non so quanta gente che lavora e hanno altri potenziali, però insomma cerchiamo di innanzitutto arrivare in fondo, che è già una bella vittoria. Noi ci facciamo assistenza, siamo al Malmotò, che è quelli che sono praticamente senza assistenza, in cui modo se ne facciamo noi alla sera e non abbiamo un'assistenza come le squadre ufficiali. Possiamo aspirare a qualche classifica della Malmotò, appunto della Marathon, e cercare di fare bella figura, insomma, perché le moto anche quelle le abbiamo fatte noi. Ok, quindi la giornata tipo di una Dakar, com'è? A che ora vi alzate, cosa mangiate, come vi nutrite? Se avete bisogno di fare i vostri, cioè tutti quegli aspetti, diciamo, umani. Il tempo una Dakar, il tempo purtroppo manca sempre per far tutto. Devi mangiare, ti alzi presto, molto presto la mattina, dormi in tenda e ti devi vestire in velocità, andare a fare colazione e c'è un bivacco che prepara la colazione, l'organizzazione. Far tanta colazione perché comunque poi hai una giornata davanti, perché le tappe iniziano presto, alle 5 di mattina, 4, 6 al massimo. Quanto dura una tappa? Durano anche 10, 12, 13, 15 ore, dipende poi da quanto è lunga la tappa e quante difficoltà incontri nella tappa. Quindi è piena di imprevisti, piena di pericoli. Poi io sono arrivato in Africa di notte molte volte. Come vi preparate fisicamente e mentalmente per una corsa così? Allenamenti? Bisogna che fai un po' di tutto, bici, corsa, piedi, moto, qualsiasi cosa, sulla resistenza soprattutto. Sulla resistenza. Devi camminare, correre e comunque fare resistenza. Devi fare le cose sempre per la resistenza. Bene, quest'anno ti porti, diciamo, la tua, definirla mascotte sarebbe riduttivo perché è un campione già ben affermato che avrebbe dovuto partecipare anche l'anno scorso, però durante un allenamento, Mirko, hai avuto un incidente, quindi hai dovuto posticipare. Mi sembra di aver letto sul sito. Ero in una gara in Africa, in allenamento, e stavo provando la moto in previsione ad affrontare la Dakar dell'anno scorso. Il sito ufficiale della Dakar dice che appunto questo, al quale hai lasciato un'intervista, dice che questo è il sogno della tua vita, ce lo confermi? Sì, è il
massima appunto ispirazione per un pilota. Come diceva Mirko, è come non so, andare a fare una gara di Formula 1 e quindi questo sogno si sta realizzando, sono felice. Posso solo ringraziare Mirko, gli sponsor che ci hanno aiutato, il Galileo, compreso anche il Galileo. Ti senti pronto per una sfida così grande? Cosa ti aspetti? Ho fatto altri rally, però molto più corti anche a livello di giorni, di 5-6 giorni al massimo, e le tappe erano più corte, quindi posso solo aspettarmi una gara dura, impegnativa e ti sei preparato bene per questa gara, sì, con Mirko, quindi diciamo che siete pronti. E un aspetto anche veneto della cosa, voi siete tutti e due dello stesso paese, siete nati lo stesso mese, ho letto, e avete la stessa passione. Sì, lo stesso nome. E lo stesso nome, quindi porterete Treviso e il Veneto in Perù, nel mondo. Io l'ultima Dakar in Argentina è un trasferimento, ho trovato della gente, del pubblico argentini che mi sono fermato perché in trasferimento hai un po' di tempo e mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato da bere. Alla fine della gita hanno visto la bandiera italiana con la scritta, mi hanno detto: ma tu Italia sì? Di dove? Io ho detto di Venezia. Si dice Venezia. Loro mi dicono anche il nome Vuelo, mio nonno è vicino a cerca di Venezia, Treviso. Oh, ma io Treviso. Monte di Piave, alla fine suo nonno era di Mansuè. Ecco, sì. No, veramente, noi veneti abbiamo portato tante cose belle nel mondo e ci fa onore che voi siate i rappresentanti di questa regione e anche della nostra provincia, e quindi non ci resta che augurarvi in bocca al lupo, e vi seguiremo in diretta perché ho visto che c'è anche la possibilità attraverso il sito della Dakar di seguirvi in diretta 95, e di fare i numeri 95 e 96. Tu sei il 95 e lui il 96. Bene, allora vi guarderemo con grande apprensione e con grande fiducia, e grazie di tutto, e grazie per rappresentarci. Soprattutto Mirchetto che è alla sua prima, però ha già vinto titoli italiani e sì. A livello nazionale è uno dei più buoni realisti adesso attualmente, anche se non ha tanto tempo per allenarsi e non è un ufficiale puro, ma gli arriva davanti tante volte anche a quelli che lo fanno. Ti sei accorto subito nel 2003 che lui era potenzialmente un grande? Quando... io l'ho visto girare in Piave, ero andato a fare una corsa in Piave come tante volte, come andavo a allenarmi sempre, quando andavo fuori in moto, l'ho visto che girava con 2 o 3 ragazzini, addirittura aveva fatto i salti con la sarpa, sai, Cristina Cross. Cristina Cross li ho visti girare così e sai, vedi subito quello che ha. La grinta, sì. E allora ho visto questo qua potrebbe diventare buono. Avevi visto bene? Ho iniziato a venire lì, fare le prime gare, e adesso è arrivato, mi ha superato alla grande, dai. Ho visto la palmarès, anche quella, si è classificato secondo nella Rally di Turchia, la Transanatolia secondo, e poi dei buoni risultati. Ha fatto dei decimi posti mondiali, ecco. Dove c'erano tutte le squadre ufficiali, per tutti i migliori del mondo, tipo una Dakar, arrivare, vabbè, 10º, arrivare dentro la top 10 o lì, Sarai uno dei più giovani alla Dakar? Più o meno, no? No, adesso si è abbassata un po', perché sembra tanto giovane, ma anche lui ha i suoi 30 anni passati. Sì, quindi... Però la Dakar secondo me non si affronta prima, perché ci vuole un bagaglio di esperienza per andare che da giovane non va neanche bene. No. Perché bisogna
innanzitutto andare farsi le ossa, è diciamo. lunga, bisogna partire È piano lunga, per sì, sì. arrivare. È come un percorso di montagna, se lo prendi di corsa non arrivi mai, un passo alla volta, una tappa alla volta. Fabrizio Meoni diceva sempre ti ripiglio. Quando non devi mai partire, lasciali andare che li ripiglio. Bravo, mi viene in mente la storia della tartaruga del coniglio, che aveva tanta fretta di arrivare e dopo è arrivato ultimo. Quindi se vai con quello spirito lì forse. No, la gara che proprio devi prenderla tranquillo, vedo lui, non guardare classifiche, non guardare niente e cercare di partire, perché bisogna avere comunque sempre un po' di e i rapporti con gli altri corridori qual è? Benissimo. Noi dakariani, nel senso, quelli che fanno comunque queste gare qui si danno una mano tutti, uno con l'altro. Ho visto i casi di incidenti, ti fermi. Lo aiuti. Sì, è uno spirito No, è una cosa che io gli ho detto subito a lui, è la prima cosa. Infatti lui, anche a una gara del mondiale in Sardegna, si è fermato, tira su uno che è andato perdendo anche posizioni. Però... Sì, devi guardare la sicurezza. Poi ho letto sul sito della Dakar che tu sei conosciuto per le tue barzellette e per le pastasciute che fai alla fine di ogni gara, me lo confermi? Sì, quello. Abbiamo il terzo tempo, il nostro team è riconosciuto per quello. Per quello. Il terzo tempo è alla grande, vengono tutti da noi, da buoni veneti, sai. Ecco, un buon bicchiere di prosecco. Un buon bicchiere di prosecco che mette tutti in armonia. Le cantine Miotto che mio cugino offre. Il tuo cugino. Adesso abbiamo anche un'altra cantina, Vini Zanatta, che hanno anche una cantina in Sardegna, che anche loro ci danno una mano, fanno il cannonavo, il mentino. Ecco, sì. Bene. Insomma dai. Bene, allora. Non mi resta che augurarvi in bocca al lupo e vi seguiremo sicuramente in diretta e magari adesso con i media, i social eccetera riusciremo a scambiarci qualche messaggio anche voi con le persone che vi seguono nei rari momenti che avrete di dopo abbiamo riposo. suo fratello che magari può mandare un po' di cose. Benissimo. Tiene aggiornati tutti. Perfetto. Va bene? Ok, in bocca al lupo allora, grazie a voi, grazie, ciao.